Ci troviamo al circolo Empedocleo di via Atenea che si trova nella piazzetta di San Giuseppe. Accanto a noi abbiamo Pippo Adamo, il presidente che ricordiamo ancora una volta per il 24esimo anno consecutivo è presidente di questa associazione. Dunque, presidente, intanto diciamo subito che il vecchio pianoforte di oltre 130-140 anni va in pensione. Ce lo spiega per quale motivo? Va in pensione ovviamente per motivi di età, è ancora valido, è funzionante, però chiaramente essendo datato ha bisogno di continue messe a punto. E poi in ogni caso, essendo un pianoforte verticale, ha le sue limitazioni, per cui viste le programmazioni, i concerti che abbiamo col circolo, abbiamo ritenuto opportuno dotarci di un pianoforte a mezza coda che è molto più valido per queste iniziative. Il Circolo Empedocleo è diventato un punto di riferimento culturale per la città di Agrigento, non solo diciamo cultura a livello proprio cultura, libri, presentazione dei libri, ma anche musica. Ecco, e di tanto in tanto ci sono amici che si esibiscono con la musica degli anni 60-70, altri con il jazz, rock. Insomma, c'è una varietà di musica che attrae non solo i soci del circolo, ma anche persone che vengono appositamente per assistere a queste esibizioni. Senza dubbio sì, io senza falsa modestia dico sempre che il circolo culturale Empedocleo in questi ultimi anni è diventato il maggiore punto di riferimento della cultura agrigentina. Facciamo tutta una serie di manifestazioni che spaziano dalla musica al teatro, alla poesia, alla pittura, alla scultura, i convegni, lezioni di filosofia. Oltre a questo facciamo anche delle attività sociali riservate ai soci. Tutte le nostre iniziative sono aperte sia ai soci che alla cittadinanza. Anche le attività sociali che sono riservate ai soci, qualche amico dei soci può intervenire. Per quanto riguarda invece il discorso del pianoforte, mi vado un attimo indietro, si era pensato di dotarci di questo strumento e chiaramente per poterlo fare, siccome il costo non è indifferente, abbiamo lanciato una sottoscrizione per la raccolta fondi per questo nuovo pianoforte che sta dando dei buoni risultati, tant'è che il pianoforte l'abbiamo fatto già arrivare ed è già entrato in servizio, però la raccolta fondi scadrà il 30 di giugno e a tale proposito, proprio per incentivare questa raccolta, abbiamo fatto una programmazione a maggio e giugno di una serie di concerti sia per pianoforte sia di musica classica che di musica moderna, e intendiamo così completare veramente alla grande questa stagione 2023-2024 proponendo queste ultime iniziative ai soci e alla città, come pure venerdì prossimo 24 ci sarà anche l'ultimo spettacolo del Teatro da Camera con Giovanni Moscato in Agrigento Remember. Gaetano Alletto, allora il Presidente ci ha accennato che c'è stata e c'è ancora tuttora una sottoscrizione per acquistare questo pianoforte. Sono costi non certo modesti e quindi praticamente intanto è un pianoforte che viene messo a disposizione anche dei musicisti, dei tanti musicisti agrigentini che di tanto in tanto si esibiscono in questo circolo. Specifico che con le nostre risorse abbiamo acquistato il pianoforte che non sono tante, non abbiamo contributi pubblici e quindi abbiamo pensato anche con l'aiuto di tanti musicisti che si sono offerti in questa raccolta di avviare questa raccolta fondi importante per il circolo, che si basa solamente sugli introiti dei pagamenti dei vari soci. Per cui
Intanto l'abbiamo già inaugurato benissimo 2 sere fa con il concerto del liceo musicale Empedocle, dei ragazzi che hanno fatto un concerto meraviglioso e li ringraziamo per questo. Ringraziamo sia la preside, abbiamo ringraziato i maestri, abbiamo ringraziato i ragazzi che sono stati splendidi e che hanno fatto una stagione meravigliosa da ottobre sino ad oggi. Adesso invece per l'inaugurazione ufficiale del pianoforte avremo il primo concerto mercoledì prossimo 27 maggio, offerto dal maestro Salvatore Galante, e parteciperà anche la mezzosoprano Giovanna Vullo. A seguire ci sarà un altro concerto per pianoforte del maestro Vittorio Orlando, questo mercoledì 27 maggio. Sabato 25 maggio ci sarà il concerto del cantautore agrigentino Stanislao Castaro, che ha inciso il primo disco ed abbiamo ritenuto importante farlo conoscere alla città, perché è un giovane cantautore che compone le musiche e i testi ed è molto bravo, quindi invito i cittadini, l'entrata è libera, possono venire a partecipare ad ascoltare questo musicista. Andiamo avanti a giugno e passiamo a sabato 8 giugno. Abbiamo 2 pianisti giovani molto importanti che sono Giada Nobile e Leonardo Scicolone. A seguire ci sarà un altro concerto venerdì 14 giugno della soprano Miriam Bissanti.